Si è insediato il nuovo collegio dei revisori dei conti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, meglio conosciuta come provincia, alla presenza del commissario straordinario, dottor Raffaele Sanzo, del segretario generale, dottor Pietro Amoroisia, del direttore dell'ufficio di ragioneria Fabrizio Caruana e della dottoressa Amalia Scibetta, direttore del settore affari generali. Il nuovo collegio dei revisori dei conti è composto da Vincenzo Cammalleri, Francesca Maria Cangemi e Sandro Ferrarello. Quest'ultimo ricoprirà l'incarico di presidente del collegio sindacale secondo la normativa vigente, che attribuisce il ruolo al componente con il maggior numero di incarichi di revisione avuti negli altri enti locali. In tutto sono state ben 255 le domande presentate entro i termini stabiliti dal bando. Il nuovo collegio dei revisori dei conti della ex provincia resterà in carica per i prossimi 3 anni. È stato nominato con determina 125 dello scorso 25 luglio dal commissario straordinario dottor Raffaele Sanzo in seguito al sorteggio effettuato con la procedura informatica dei 3 professionisti. Il nuovo collegio sindacale della provincia dovrà occuparsi del bilancio di previsione, dei documenti di programmazione allegati, di variazioni e assestamenti di bilancio, dei piani economico-finanziari e investimenti che comportano oneri di gestione indotti dei programmi di opere pubbliche. Infine sarà chiamato a esprimere il parere obbligatorio sui debiti fuori bilancio e transazioni, convenzioni tra comuni, liberi consorzi, costituzione e modificazioni di forme associative e tutti gli atti previsti dalla normativa vigente in vigore.